Ben ritrovati amici sportivi, genitori appassionati. Claudio Costanzo per le telecamere della Wisport SD, ingaggiate anche per il campionato di allievi regionali Girone C, vi racconterà del Città di Messina che ospita in questa seconda giornata l'Orsa Pozzo di Gotto. Città di Messina che nella prima uscita stagionale ha vinto a domicilio sul campo della Folgore Milazzo. Orsa che è dovuta soccombere invece per 7-1 contro il Junior Club Curcuraci. Qui vediamo i ragazzi di mister Cosimini concentrarsi per un'altra battaglia, vogliosi di fare bene e portare i 3 punti a casa. Merlino lo rivediamo volare nel riscaldamento, completino sgargiante giallo fluo per i ragazzi del presidente Lorè che qui si schierano a centrocampo per i saluti di rito. Folta cornice di pubblico al campo del Garden Club di Mini Marina. Si caricano anche i ragazzi del Città di Messina e si può cominciare subito in avanti. Attaccheranno a destra verso sinistra la formazione allenata da mister Cosimini che qui si riversa subito in avanti con questa bella azione che taglia tutto il campo. Trova tutto solo Arena a tu per tu col portiere avversario, firma l'1-0 quando sono passati una manciata di minuti sul cronometro. Anthony Arena è scattato sul filo del fuorigioco e non ha perdonato il pari età barcellonese. Subito in vantaggio, qui ancora Arena scatenato, palla per Presti che gliela ridà sulla corsa. Arena mette dentro, questa volta ci mette una pezza l'estremo difensore dell'Orsa Barca. La palla all'altro lato ancora per Arena e qui punta il diretto avversario, doppio passo splendido, chiude col mancino, stava per uscirgli un Eurogol al giovane classe 2000. Qui si invola Presti sull'auto di sinistra, mette dentro, la palla resta lì, batti e ribatti ma alla fine riesce a far sua la sfera Barca, estremo difensore. Qui intanto la palla in avanti, ancora una volta buca la difesa barcellonese a tu per tu. Questa volta è Spoto con il numero 10 a raddoppiare per il Città di Messina dopo aver cercato insistentemente questo raddoppio. Vediamo anche andare ad abbracciare e baciare il proprio mister. Qui Presti ci prova col destro, ancora deve fare gli straordinari l'estremo difensore della formazione barcellonese. Città di Messina che attacca a pieno organico, qui ancora firma il 3-0 con Maisano, questa volta il numero 7, l'inserimento centrale nella difesa immobile dell'Orsa sull'assist di Giordano, riesce a sfruttare il pallone e fare un risultato ancora più rotondo. Qui Presti prova anche lui a entrare nel tabellino dei marcatori. Anche un minuto di time out per le due formazioni, dato il grande caldo che ha colpito in questi giorni la Città di Messina. Qui splendida azione ancora di Maisano, termina alto il suo destro. Solo una formazione in campo fin qui, non pervenuta l'Orsa. Vediamo se ci sarà tempo ancora per questo tiro di Giordano dalla distanza. Barca fa sua la sfera e termina così anche la prima frazione di gioco. Città di Messina che sta dominando per 3-0. Quando possiamo passare con l'ausilio allora delle nostre immagini curate dal Tyson Davide Sottile al secondo tempo di questa gara, girandola di gambi per mister Cosimini. Qui anche Franco Rao, storico dirigente, a dare qualche consiglio, anche siracusano sullo sfondo. Si può partire ora in l'Orsa ad attaccare a destra verso sinistra. Vediamo se i ragazzi bianco-blu riusciranno a destarsi al loro torpore. Qui la prima occasione però ancora per il Città di Messina con Presti che si invola, vuole entrare nel tabellino dei marcatori e ci riesce. 4-0 per il numero 9 che scatta splendidamente sul filo del fuorigioco e batte ancora una volta Barca, mandando un bacio alla nostra telecamera e uno al proprio mister. E ancora Città di Messina che può infierire, ora gioca benissimo la formazione di mister Cosimini, libera tutto solo Spoto, clamoroso col mancino. 5-0, ma come gioca questa squadra? Si trovano a memoria i ragazzi del presidente Lorè, fraseggio stretto per poi mettere sistematicamente la palla alle spalle dei difensori avversari. Qui cambio, entra Cangemi ed esce Maisano, anche spazio per Pieruccio Cangemi, entra invece Chicco Andò, gli fa spazio Spoto con il numero 10. Ancora Città di Messina in avanti con
con Currò, azione sulla destra, mette dentro per Presti, deviato, destro di Gangemi alto che si divora il gol del 6-0. C'è spazio anche per tutti, qui anche Andò che entra in area, va col destro, Chicco Andò, si conferma il bomber che nella scorsa stagione ha trascinato i giovanissimi regionali di Mister Fiumara, promosso ora alla formazione allievi, si mette subito in mostra anche Chicco Andò, subentrato a partita in corsa. Qui altro cambio nelle file del Città di Messina, per dare spazio anche a chi ha meno minutaggio ancora nelle gambe. Qui sempre difesa immobile, palla dentro per Gangemi, Anthony Arena ha servito l'assist per Pieruccio Gangemi che firma il gol del 7-0. Festa grande in casa del Città di Messina, volano baci, cuori e abbracci, nemmeno fosse San Valentino. La mascotte Gangemi del nostro ex Tremonti Football Club. Qui anche la papera del difensore, dell'estremo difensore dell'Orsa Barca, dà spazio per il gol di Currò, anche lui subentrato dalla panchina. 8-0, risultato larghissimo, provano a farsi vedere dalle parti del subentrato Gulletta, gli ha fatto spazio Fabrizio Merlino. Qui altra azione splendida del Città di Messina, tutto in verticale, la palla per Mannino che col mancino chiude 9-0, risultato pesantissimo, poco da commentare. Siamo sicuri che i vertici della società messinese giallorossa saranno contenti di questo risultato. Qui stava anche per trovare il jolly Giordano dalla distanza che scheggia la parte alta della traversa. Gangemi, palla dietro, ancora per Giordano, questa volta apre il piattone e la infila morbida morbida nell'angolino basso alla sinistra del portiere. 10-0 del Città di Messina, forse anche per demerito dell'avversario, ma sicuramente hanno giocato una grandissima partita i ragazzi mister Cosimini, che qui con Mannino fanno anche il gol dell'11-0, doppietta per lui, subentrato dalla panchina. Ci sarà spazio nel finale, qui ancora con Giordano che serve questo pallone dentro per Presti. 12-0, risultato tondo, termina così la partita. Città di Messina stravince e a tratti regala bel calcio. Da Claudio Costanzo per le telecamere della Wisport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.